più, come dire, passiamo con questo prossimo intervento ad un aspetto più di testimonianza di cose già fatte o cose in corso che hanno appunto questo carattere di una scuola che si apre all'esterno con esperienze, con anche persone, accoglie persone che grazie alla loro grandissima preparazione, alla loro esperienza, affrontano temi e aiutano i bambini a crescere con con un approccio educativo non tradizionale, ma in qualche modo anche legato alla tradizione, appunto la tradizione del teatro. Per tutti noi Alessandro Nerloni non ha bisogno di presentazioni, è un attore, autore, regista, non so se posso definirlo anche animatore culturale, tutti i festival della Lessinia, il Velo Festival, le Fadie, insomma sono tutti temi, associazioni che noi conosciamo bene. Forse non tutti sanno però della sua attività al di fuori dell'ambito teatrale oppure nell'ambito teatrale ma in ambiti diversi come quello della scuola, quello del carcere, arriva proprio ora dal carcere di Montorio per un'attività, ci dice, mi pare, sul purgatorio che ha svolto proprio oggi pomeriggio. Non voglio dilungarmi oltre e lascio la parola ad Alessandro. Fino a poche ore fa ero nel carcere di Montorio a parlare di Divina Commedia. È stato il primo incontro di un laboratorio teatrale che ha portato oggi dentro quelle mura una lezione di quasi 2 ore che è partita da Dante esiliato da Firenze, Dante condannato, che si rifugia in una città, Verona, che lo accoglie, cortese, agli inizi del 300. Attraverso la vita di Dante siamo arrivati a parlare del suo libro La Divina Commedia. L'ho portato a Montorio, spiegando che Dante scrive 14.233 endecasillabi in questo libro. E iniziamo a leggere i primi versi. Erano con me dei partecipanti al laboratorio, alcuni italiani, marocchini, tunisini, serbi, albanesi, del Sud America, dal Nord Europa. Non so quante nazionalità c'erano, un gruppo di teatro internazionale. E per 2 ore abbiamo parlato di come mettere in scena il purgatorio di Dante all'interno di un carcere. Eravamo distanziati con la mascherina, dopo aver igienizzato la stanza, utilizzando tutte le precauzioni possibili, e abbiamo fatto non solo teatro, ma abbiamo fatto scuola in carcere. Se si può, oggi 22 ottobre, fare questo all'interno di un carcere rispettando i parametri di sicurezza, e devo ringraziare la direzione e tutto il corpo di polizia penitenziaria, gli educatori che permettono a queste attività di essere fatte, significa, come ha detto Marco Rossi Doria, davvero che la scuola si può fare dappertutto. La si può fare nelle scuole di Verona, dove poi Chiara Stella ce lo racconterà, si sta lavorando, nonostante il momento che stiamo vivendo, in un cortile bellissimo che si trasforma in un'aula di teatro. Questo è un gesto di coraggio, è un gesto di speranza, è un gesto di futuro. Quindi con il teatro si fa scuola. Perché si dovrebbe fare teatro a scuola? È presto detto. Intanto perché attraverso il teatro l'immagine che abbiamo visto della città aula, della città dove si possono incontrare persone, storie, culture, religioni, aspettative. Ecco, questa immensa città diventa città palcoscenico su un teatro. Si può mettere in scena questo mondo. Il teatro è arte dello spettacolo e arte educativa. Soprattutto il teatro è didattica per i bambini, gli adolescenti e i giovani, perché al centro di tutto questo nostro discorso, non dimentichiamocelo, non c'è la scuola,
ci sono i bambini e le bambine, ci sono gli adolescenti, ci sono i giovani, perché sono loro i primi protagonisti. Il teatro permette di fare una scuola diversa e oggi stiamo parlando di una scuola che deve reinventarsi. L'ha detto bene il vice sindaco, dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Ebbene, il teatro non è nuovo, ma è sempre nuovo. È un modo per fare, e non lo dico io, lo dice le grandi esperienze di teatro, è un modo per fare letteratura, per fare storia dell'arte, è un modo per sperimentare l'espressività fisica, vocale, spirituale dei giovani, è un modo per affrontare inibizioni, per promuovere lo sviluppo della persona, per vincere resistenze, per sbloccare meccanismi di relazioni di gruppo e di coppia e singole, difficilmente sbloccabili con altri tipi di attività. Il teatro crea un volano formidabile di vita nelle scuole, mette in moto le competenze, valorizza i talenti di insegnanti, genitori e collaboratori, crea quel sano, formidabile, produttivo scompiglio spirituale, culturale, di vita che rende le scuole dei luoghi vivissimi, dei luoghi meravigliosi. Soprattutto il teatro a scuola è democratico, perché quando io arrivo alle scuole Rubele di Verona, come in altre tantissime scuole in cui ho lavorato, e guardo i colori di quei bambini, marroni, rosa, caffè latte, gialli e di mille altri colori, sento le loro inflessioni dialettali e linguistiche, guardo i loro abiti, ascolto le loro storie, sento le loro canzoni, mi confronto con la loro vita. Penso che quella è una possibilità che stiamo offrendo democraticamente a tutti, perché molti, quasi tutti di quei bambini non si iscriveranno mai al corso di teatro, del teatro o dell'associazione che organizza corsi a pagamento. No, il teatro a scuola è un teatro democratico e per tutti, che ha un ruolo educativo aperto. Allora, perché teatro ha a che fare con la scuola per strada? Perché il teatro si può fare ovunque. Se l'abbiamo fatto oggi pomeriggio, il 22 ottobre, in piena pandemia, in massima sicurezza, dentro un carcere, se lo abbiamo fatto oggi, vuol dire che si può fare ovunque. Lo dobbiamo ai bambini, non dimentichiamocelo, ai giovani. Si parla troppo poco dei giovani e si dice, e si abbina sempre a questa orrenda parola come fosse il problema, la movida, che cos'è? Parliamo troppo poco dei giovani. Ecco, noi lo dobbiamo la scuola e dobbiamo queste attività a loro, perché come sono state offerte a me, e io non sarei qui a parlarvi se non avessi avuto maestre, insegnanti, professoresse che durante il mio cammino scolastico mi hanno fatto fare teatro a scuola. E forse non sarei così come sono se non avessi fatto tanto teatro a scuola. Quindi scuola ovunque e teatro ovunque. Io vorrei, Giovanni, e concludo, che partisse una proposta però oggi, una proposta concreta, che è già partita molte volte, devo dire, da tante scuole, da tante dirigenti e dirigenti, da tanti insegnanti. Il teatro a scuola si può fare, ci sono i professionisti a Verona, ci sono professionisti, registi e registe, persone che possono farlo, le competenze ci sono scuole che aspettano soltanto la possibilità di fare teatro. Non costerebbe tanto, non costerebbe tanto. Se un comune come Verona, mettendo insieme degli enti che possano finanziare un progetto e lanciamolo magari con i cocai che volano sopra la città, i cocai che sono un simbolo di libertà, un piccolo progetto finanziato dal comune coinvolgendo gli istituti scolastici, i provveditorati, per finanziare i corsi che non costano molto, però vanno finanziati perché le scuole non hanno i soldi per permetterselo, però hanno tutta la volontà di poterli fare. Il Camploi è un teatro nato per la città. Se mettessimo a disposizione questo teatro per 20 giorni
È un teatro che resta vuoto ben più di 20 giorni di seguito, credetemi. Se lo mettessimo a disposizione per un mese intero, a maggio, ospitando 100 spettacoli creati dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole primarie, scuole secondarie, la città di Verona avrebbe fatto il suo dovere civico. Attenzione, non sarebbe nemmeno costoso utilizzare il Camploi. Utilizziamo degli spazi pubblici in modo costosissimo per organizzare grandi eventi. Ebbene, città come Verona deve smetterla di organizzare grandi eventi, deve organizzare piccoli eventi, deve dare la possibilità a queste scuole di fare teatro. Io sogno, l'ho detto tante volte, anche negli uffici del comune, io sogno una città che abbia il coraggio di investire un po' di soldi nel teatro a scuola e sogno il Teatro Camploi per un mese, ospitare 1000 e 1000 e 1000 bambini, adolescenti e giovani nel fare teatro. Questa città ne uscirebbe migliore, sono sicuro, e le scuole avrebbero una boccata d'ossigeno puro, grande, di socialità, di cultura e di vita. Grazie, grazie, grazie Alessandro. Cocai ovviamente coglie la tua richiesta e rilancerà questa proposta per organizzare questa rassegna di teatro scolastico. Insomma, ci si inventerà un nome più bello di questo, ma mi sembra una bellissima idea. Ci sono già tante esperienze, insomma, tante scuole che fanno teatro, ma sarebbe bello coinvolgerle tutte. Dico solo così un aneddoto, anche a scuola dei miei figli, tradizionalmente il doposcuola era dedicato a un'esperienza teatrale. Quest'anno, per i problemi appunto legati all'organizzazione in tempo di Covid, questa cosa manca e tutti i bambini, in primo luogo, sono dispiaciutissimi di questa cosa, ha reso meno attraente il doposcuola, e anche perché era un tema che legava l'intero anno scolastico. Ringrazio ancora Alessandro anche per la brevità, perché ovviamente siamo ben oltre con i tempi previsti, come succede spesso, e passo la parola che in qualche modo continuerà questo discorso parlandoci dell'esperienza dell'IC18, a Chiara Stella, che rappresenterà in questo caso anche la dirigente che purtroppo si è dovuta assentare, Lidia Marcazzan, la dirigente dell'IC18, che come sappiamo sta sperimentando questa alleanza proprio scuola-città grazie a questo progetto pilota per una didattica diffusa. Ha preparato l'IC18 un progetto in tempo di lockdown, le maestre e le insegnanti, le professoresse, le educatrici della scuola dell'infanzia hanno come dire, investito il loro tempo nel lockdown, le notti, se posso dire, le giornate intere, i sabati e le domeniche a scrivere un bellissimo progetto che è stato inviato al Ministero e in qualche modo ha ricevuto un riconoscimento almeno economico. Chiedo a Chiara di parlare di questa loro esperienza nostra, perché in qualche modo faccio parte anch'io dell'IC18, e sottolineando il fatto che proprio questa alleanza scuola-città si è anche concretizzata nell'accoglienza che l'amministrazione comunale ha riservato al progetto. Prima il compianto assessore Bertacco, poi l'assessore Maellare, che purtroppo doveva essere presente oggi, ma per problemi familiari, una vacanza organizzata da tempo, non ha potuto essere presente, hanno accolto benissimo questa esperienza e si sono detti disponibili alla collaborazione. Però ecco, adesso è la scuola che deve cominciare ad uscire e organizzarsi in tal senso. Prego, Chiara. Grazie, mi sentite? Sì. Ok, allora intanto volevo ringraziare Marco Rossidoria perché se n'è andato e poi la dottoressa Donà e Sara Agostini che ho visto qua, oltre a Alessandro, a tutti per questo incontro. E visto che vedo Laura Donà, mi pare importante dire che noi abbiamo sì avuto
un grande finanziamento per poter realizzare una didattica diversa, diciamo, però non abbiamo avuto un finanziamento per il progetto pilota che noi abbiamo chiamato Pilota il progetto, non a caso, perché come diceva Marco prima, queste attività intanto possono diventare, come dire, un nutrimento di riflessione per tanti insegnanti, perché il mondo è cambiato con il Covid personalmente in modo enorme. Io penso ai bambini e alle bambine e quindi a quale sarà il loro futuro e qual è il loro presente, e questo non può non costringerci a ripensare alla didattica, a ripensare a come si può imbastire una scuola diversa. Ecco, dico imbastire e torno al discorso di Marco di prima, perché, come dire, ci sono dei passi, piccoli passi di grande coraggio che noi dobbiamo fare in questo momento se vogliamo ripensare a un modo diverso di stare a scuola e di fare scuola, andando oltre i muri, no? C'è questo movimento nazionale di Oltre i Muri che secondo me è molto bello, curato da Lorenzoni, che è questo che conosco da Franco e da altri, che proprio sta pensando di vedere come si può ripensare alla didattica all'interno della città. Questo è uno dei punti fondamentali, ma come diceva Marco, non è che possiamo obbligare tutte le insegnanti a farlo, però prendere questa come occasione per ripensare alla scuola, assolutamente sì. Io ho potuto vedere, avendo seguito, come dicevi, non solo durante il lockdown, ma anche durante l'estate, suffragata, devo dire, dalla preside Marcazzan, perché lei è stata assolutamente e quotidianamente presente in questo lavoro, abbiamo potuto verificare come il fatto di dover ripensare la scuola sia stato per molte insegnanti un'occasione per rimettersi in discussione, per ripensarsi. Quindi diciamo che questo primo gradino noi l'abbiamo ampiamente superato, perché mettere insieme tante diversità non è così semplice, come mettere insieme tante normative di cui prima parlava Virginia Manfroni, perché ovviamente le uscite, il fatto di lavorare fuori, di fare della città la scuola, comporta tutta una serie di problemi, di rischi che personalmente affronto molto volentieri, però tenendo conto che ci sono delle normative importanti, no? Che tutelano non solo noi, ma anche i bambini e le bambine, i figli, quindi insomma bisogna contemplare un po' tutto. Perché parlo di coraggio? Perché per esempio quando Alessandro Anderloni cita il lavoro che stiamo facendo a scuola, perché il prossimo anno ricordiamo che è l'anno di Dante, e Dante è stato a Verona molti anni, come ricorda Anderloni nei suoi scritti, e nei suoi spettacoli e nel suo dire Dante. È un atto di coraggio, perché noi abbiamo un cortile magnifico, ma far cantare i bambini a 2 metri di distanza, mettendo tutti gli sgabelli, cioè serve tanto lavoro per far questo, ma noi vediamo le facce dei bambini e delle bambine felicissime di partecipare a questa possibilità, no? Perché in questo tempo sentirsi ancora comunità è fondamentale. Altrimenti, se ognuno vive non pensando a quello che può essere un progetto comune, che in questo caso è il bene comune, cioè che è lo stare insieme per qualcosa, per un obiettivo che è la presentazione del coro, la presentazione dello spettacolo, diventa qualcosa di importante, di unificante per tutte e tutti. Cioè c'è un protagonismo diverso che in qualche modo mette insieme il coraggio di tutti e tutte. E questo io lo trovo molto bello, e di questo devo ringraziare Alessandro, di questo devo ringraziare anche Lella,
la nostra ATA, cioè se noi non avessimo anche il personale, Sara vedo che sorride perché lei la conosce bene, e quindi la disponibilità di un personale che c'è lì, che è entusiasta di questa cosa, noi non avremmo mai potuto fare niente. Cioè quando io arrivo la mattina alle 7:30 e dico a lei la tiriamo fuori gli sgabelli per cantare, lei è la prima con l'altro bidello che mi aiuta a farlo. Allora, come dire, perché parlo di soggettività? E del fatto che un po' alla volta noi dobbiamo diventare, come dire, deve essere una sorta di contagio, no? Che creiamo positivo all'interno della scuola, fra insegnanti, fra bidelli, in modo che tutti sentano la necessità di fare la loro parte e la bellezza di fare la loro parte in questo momento. Questa per me è la cosa più importante, perché il fatto di essere insieme, di capire che la scuola è un valore in presenza, perché guardate, noi durante il lockdown abbiamo sofferto tantissimo perché non avere la misura dell'empatia dei corpi delle bambine, dei bambini e dei nostri come modalità veramente vincente di stare insieme è stato faticosissimo. Io vi dico, non ho mai lavorato tanto per trovare delle modalità che fossero partecipative con i bambini che in quel momento lì. Per cui la scuola in presenza è qualcosa, sentivo anche prima Conte, vedendo qua in macchina, che dobbiamo assolutamente, io chiedo alla Rodonà, a Sara, ogni giorno lo chiedo alle mie preside, dobbiamo assolutamente tenere viva, perché, ma proprio perché i bambini e le bambine lo meritano questo e anche noi lo meritiamo. Cioè far scuola in presenza è un'altra cosa. Cioè è come una sorta di situazione in cui noi sappiamo che ci sono dei rischi, vero? Lo sappiamo perfettamente e ogni giorno cerchiamo di evitarli. Però la bravura intanto di bambini e delle bambine che con la mascherina stanno osservando tutte le norme e sono capaci anche di vedere quando noi li facciamo rispettare. Sono i primi che arrivano, poggiano la loro mascherina di comunità, mettono l'altra, misurano la distanza. E a proposito di distanze, intendo dire una cosa qua. Ci sono tanti modi di creare questa famosa distanza di 1 metro abbondante fra bambini. Noi abbiamo scelto come Rubele questo metodo di mettere delle piante sanificatorie in mezzo ai Scusa tavoli. Chiara, ti chiedo di Questa arrivare cosa è alla pochissima, conclusione. insomma, fra poco finisco, però indica una modalità diversa di avere cura della scuola, cura dell'ambiente, cura della città. Ecco, questo è qualcosa che deve essere contagioso per tutti noi, per tutte, e che speriamo abbia un futuro. Vi ringrazio e chiudo. Grazie mille Chiara, mi scuso per l'interruzione, ma volevo appunto anche riuscire a parlare un po' con tutti gli invitati e i panelist. Quindi cerco di aggiungere velocemente all'ultimo relatore di oggi, che è Laura Donà, poi sentiremo invece gli interventi di altri interlocutori. Laura Donà è dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, è anche coordinatore, se non sbaglio, dei dirigenti tecnici e quindi ha il polso della situazione rispetto all'istruzione nella nostra regione. So che ha accompagnato un po' anche il percorso dell'IC18 in questa sua sperimentazione, in questa sua ricerca, sempre con grandissima disponibilità. E ecco, le lascio la parola chiedendo un po' un panorama di quello che è in questo momento il mondo dell'istruzione di fronte all'emergenza, ma anche di fronte a quello che sono esperienze che cercano di superare questa emergenza in modo, come dire, positivo. Ok, grazie. In effetti conosco il progetto, partiamo da lì che così mi aggancia Chiara Stella, conosco il progetto che loro hanno presentato ed è molto bello, molto interessante e sorge proprio
dalla rivoluzione che la scuola italiana ha avuto a seguito del lockdown, cioè noi non abbiamo più la stessa scuola che voi ne diciate. Quindi quando sentivo prima, adesso gli assessori non ci sono e mi dispiace, perché avrei voluto restituire loro 2 o 3 considerazioni, perché noi siamo l'ufficio governativo del Ministero dell'Istruzione in Veneto, chiaro, non è che siamo proprio nessuno. E dal punto di vista della scuola, la scuola ha dato un contributo significativo a tutta la popolazione italiana, perché siamo parte della popolazione italiana, e nel momento del lockdown le scuole sono state chiuse perché le scuole, come in questo momento, generano movimento e mobilità di persone. In questo momento le scuole non sono i luoghi del contagio della pandemia, perché i contagi ci provengono da fuori, e ci provengono da fuori perché i ragazzini, gli studenti in particolar modo, arrivano a scuola con mezzi, vivono in famiglia, vanno al ristorante, cioè vivono la loro vita come tutti noi vogliamo vivere. Ma a scuola le misure che sono state adottate sono come in carcere, Alessandro, cioè sembra di essere al pronto soccorso, ok? Quindi i contagi a scuola sappiate che non sono avvenuti in nessuna scuola italiana. I ragazzini contagiati vengono da fuori, e ovviamente quando sono contagiati, se non c'è un isolamento o una situazione di studio, devono essere isolati, dobbiamo essere isolati per evitare che il contagio si diffonda. Questo lo voglio dire perché quindi se le scuole vengono in qualche maniera chiuse o viene richiesto alle scuole un impegno per contenere la pandemia, non è perché a scuola non funzioniamo, ma è perché il sistema sanitario non regge, ok? Perché noi siamo all'interno di una comunità e perché il sistema della mobilità non aveva la sufficiente capacità per poter gestire il distanziamento. Allora, perché faccio questo ragionamento? Perché noi stiamo dicendo a varie lettere, cercate come paese di fare in modo che la scuola possa funzionare il più possibile, però in sicurezza. Perché abbiamo sentito prima il magistrato, la dottoressa che ci ha fatto ricordare tutte le norme che conosciamo molto bene sulla vigilanza, la corpo in vigilanza, anche perché noi in ufficio scolastico abbiamo anche il contenzioso su questa materia e quindi la ringrazio. Ma sappiamo anche che molti insegnanti, proprio per la preoccupazione che hanno di poter contrarre la pandemia o di poterla diffondere, chiedevano uno scudo penale per poter essere maggiormente tutelati nel caso in cui ci fossero contagi, faccio un esempio, cosa che non è stata data da parte del governo, pensando che questa misura poteva in qualche modo avere dei pro ma avere anche dei contro. Quindi cosa voglio dire con questo mio ragionamento? Intanto la prima cosa che voglio dire è che se l'opinione pubblica, come ha mostrato nel periodo estivo, si è mobilitata per dire la scuola sia l'ultima che sia chiusa e lavoriamo tutti perché sia aperta, occorre anche pensare ad un territorio, e arrivo al punto del webinar di questa sera, che metta a disposizione delle aree, degli spazi abitabili dagli alunni in sicurezza, affinché quell'operazione che veniva ventilata dal magistrato e che viene perseguita da tantissimi insegnanti, ma magari con timore invece non perseguita da tante altre, è che io possa pensare di andare a fare al Camploi lo spettacolo, piuttosto che andare nei giardini di Piazza Bra a fare un'esperienza di conoscenza della vegetazione che c'è lì o di che cosa è la prospettiva di Piazza Bra. Così pure posso andare alla chiesa di San Pietro Martire, di proprietà della Fondazione Cari Verona, o piuttosto di Castel San Pietro, e che quindi la città metta a disposizione alcuni spazi collettivi in alcuni momenti della settimana dove le scuole possano prenotarsi e andare. Allora io questa esperienza posso, come dire, portarla come una opportunità che le scuole possono utilizzare, avendo appreso da questa pandemia che lo stare fuori all'aperto forse crea meno contagio che non stare dentro nelle strutture. Ma perché ciò sia fatto occorre che ci sia una comunità che facilita ciò.
Perché se quando io esco con i ragazzini devo stare attento dove mettono i piedi perché hanno i marciapiedi mezzi rotti, oppure ci sono le auto che occupano tutti gli spazi e quindi le possibilità di pericolo sono elevate, capite che le insegnanti si pongono il problema della vigilanza e della culpa in vigilando, e così pure i dirigenti. Come adesso ci poniamo il problema come fare a contenere i contagi a scuola se il triage con il dipartimento sanitario funziona un po' meno perché il numero di contagiati è aumentato. Chiaro? Quindi voglio dire, la scuola al suo interno è collocata dentro una comunità. Se la comunità fornisce un'attenzione, forse, no, questo genere di mutuo reciproco sostegno può avvenire. Noi come interno della scuola cosa possiamo fare? Possiamo cercare di aggiornare il personale, sostenere il personale perché non utilizzi questa occasione, questa rivoluzione come un consolidamento di una didattica tradizionale. Perché abbiamo scoperto tutti, ma non è che sia una grande novità, che la lezione frontale è una delle tante possibilità, ma dovrebbe essere residuale in un processo di insegnamento-apprendimento e non invece la parte percentualmente determinante. Ok? Ma questo lo sappiamo già dagli anni 70, non è una grande novità. Cioè non è che è una grande novità, è che l'evoluzione della società contemporanea ci ha portato a mettere maggiormente in evidenza questo aspetto per fare in modo che i ragazzini raggiungano quella competenza personale, sociale e capacità di imparare declarata sulla raccomandazione del 2018, che io vorrei leggervi la seconda parte, non tutta per non tediarvi, è breve. Dice: comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. È un pezzettino delle 8 competenze chiave. Sappiate che le scuole italiane, tutte, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado che Sara dirige, no, a San Micheli, hanno questa raccomandazione come faro di riferimento. Chiaro? Poi ci può essere l'insegnante che riesce di più, l'insegnante che riesce di meno, ma se il contesto, la comunità sorregge ciò, è più facile che gli insegnanti che hanno meno paura, che sono più disponibili all'innovazione e che studiano per fare ciò, perché occorre studiare, come Alessandro gli endecasillabi, no? Bisogna farli conoscere, farli studiare, anche l'insegnante competente in una rivoluzione deve studiare, come i medici stanno studiando il virus, no? E stanno cercando il virus. La stessa cosa noi stiamo studiando per vedere come meglio mettere a punto un cambiamento di scuola che sia, diciamo, migliorativo da questa situazione di difficoltà. Indubbiamente l'intervento di Marco Rossidoria è molto forte perché dice una grande verità. Questa situazione ha mostrato in maniera vertiginosa le disparità sociali. Perché? Perché mentre la strada, la città mette a disposizione, come diceva Alessandro, in modo democratico, no? Il teatro a scuola è democratico se lo facciamo a scuola e non uno che va a iscriversi al corso. È la stessa cosa, la scuola che entra a casa genera disparità. Perché? Perché io posso avere la casa col giardino, come avete detto voi, cioè con comfort, e la casa con meno comfort, ma chi ha meno comfort o non ha device viene tagliato fuori. Ok? Quindi questa cosa noi l'abbiamo ben compresa. Da un lato c'è stato un grosso investimento, non probabilmente sufficiente, per dare device, ma c'è anche un grosso problema sociale di connettività che non c'entra solo per la scuola. Ecco, quindi capite che il discorso è abbastanza complesso. La cosa che io posso dire è che indubbiamente questo cambiamento epocale della pandemia
ci ha mostrato come educare alla sostenibilità, che è uno dei pilastri dell'educazione civica, che è una priorità del corrente anno scolastico, sia non solamente una enunciazione di principio, ma sia una cosa importante, e come attivare tavoli di concertazione tra gli amministratori locali, la scuola, la rete di scuole e noi amministrazione scolastica possa essere una sfida sulla quale investire per il futuro. Ecco, mi fermo qua perché di cose ne avrei molte altre da dire, ovviamente. Grazie, perfettamente rimasta nei tempi, grazie mille. Sì, è interessante capire appunto l'auspicio che sia il contesto, la società a, come dire, accogliere questa volontà della scuola di in qualche modo cambiare, di riformarsi, un cambiamento che appunto dicevamo sta avanzando da tempo, ma che stentava in qualche modo a prendere come dire, a prendere corpo, e forse l'epidemia ci aiuta almeno in questo. Laura Donà ha anche lanciato un'altra proposta dopo quella di Alessandro Anderloni, mi sembra una proposta molto interessante per concretizzare l'alleanza scuola-città, ossia aprire i musei, i luoghi della città, i giardini, le piazze, le strade appunto che hanno dato il titolo all'incontro alla didattica, e questo appunto lo può fare l'amministrazione comunale e la città, che ha accolto benissimo ogni richiesta in questo senso, ma che magari adesso anche attraverso questo webinar e l'agenzia urbana Ars Lab potrebbe concretizzare questa cosa in un progetto più concreto. Di questo ci parlerà brevemente Francesco Avesani di COCAI, che poi introdurrà anche insieme a Giulio Saturni gli interventi di Loretta Castagna per il Comune di Verona e Sara Agostini, dirigente appunto delle scuole San Micheli. Francesco, prego. Grazie e buonasera a tutti i relatori, e davvero grazie e complimenti per gli interventi che stimolano moltissimo la nostra immaginazione, appunto, e speriamo che quella di chi ci sta ascoltando. Io purtroppo anch'io tra 10 minuti sono convocato in un'altra videochiamata, il periodo è questo di lavoro, e quindi approfitto per fare adesso il mio intervento, e mi dispiace magari poi non poterne discutere insieme a voi. Quello che mi sento di dire, insomma, è che abbiamo pensato come COCAI in questo anno di esperienza, insomma, di questa agenzia sperimentale per l'immaginazione civica, come l'abbiamo pomposamente chiamata, ma speriamo richiamando bene i concetti che ne stanno alla base, è che forse da sempre, ma tanto più in questa fase, in questo periodo, la scuola non è un settore, un mondo chiuso, insomma, della nostra società, ma è un progetto centrale per la città, insomma, no? Come c'era poi forse anche scritto nell'introduzione di questo webinar nella locandina. E quindi non a caso, insomma, quando parliamo di città virtuose, delle città che piacciono a noi, si parlano delle città dei bambini come esperienze di città a misura d'uomo. Uno degli slogan nostri di COCAI è una frase rubata a Shakespeare dal Coriolanus, non la dico in inglese per non sfigurare, ma in italiano dice cosa sono le città se non persone? No? Questo è un po' quello che sta alla base. Ma allora, se è così, e se l'idea un po' nostra di COCAI è quella di creare un urban center o una casa della città, come chiamiamo noi, cioè il luogo, anche attraverso questi webinar e questi che sarebbe più bello fare di persona, un luogo dove si creano reti e si intersecano reti di esperienze, di relazioni, allora questa cosa qui di cui stiamo parlando stasera potrebbe davvero, raccogliendo anche gli stimoli che sono venuti proprio da voi, diventare uno dei temi, dei filoni centrali dell'urban center, no? Come dicevano anche gli assessori all'inizio, è importante che i vari settori che siamo abituati a vedere come compartimenti stagni nella pubblica amministrazione si parlino tra di loro e si contaminino. E una delle cose a cui stiamo pensando adesso, e che mi sembrava utile poter dire, anche se sembra sicuramente anzi una piccola cosa rispetto a quelle che è necessario fare,
gigantesche di cui avete parlato voi, è una piattaforma online, visto che di online stiamo parlando, che però potrebbe paradossalmente magari essere utile alla scuola diffusa. Questa piattaforma sarà una grande mappa di Verona, in cui ciascuno di noi cittadini, chiunque, può andare a mettere un suo segnaposto. A questo segnaposto associa un'idea, una segnalazione critica, ma anche una proposta, allega una foto. Tecnicamente si chiama geoblog, che è un nome un po' forse strano. L'idea è questa, abbiamo già iniziato un po' a lavorare, a fare qualche prototipo. Se le scuole sono dei pallini, dei segnaposto in questa mappa, e in queste scuole io, ad esempio, cliccando sopra posso sapere, e qui torno un po' al webinar precedente che abbiamo organizzato, che era Strada per Scuola, quanti bambini vengono a scuola in bicicletta a piedi ogni giorno e magari lo monitorano nel tempo, no? Ma posso anche sapere i progetti che sono attivati dalle singole scuole. Ma non solo, posso mappare i luoghi nella città che possono servire alla didattica diffusa, come hanno detto molti di voi, no? Quali luoghi sono disponibili. Allora io rendo visibile ai cittadini, ma anche a noi, una visione molto più organica dei singoli progetti, delle tantissime cose che ogni scuola fa, ma che poi spesso non emergono come cose centrali per la città. E noi ci auguriamo che questo possa creare, come dicevo, relazioni, ma anche comportamenti emulativi da parte di altri e soprattutto la coscienza per la cittadinanza e per la comunità, qualcuno prima ha usato questa importantissima parola, aumenta. Ecco, questo era un po' quello che pensavo potesse dire come ulteriore stimolo. Grazie a tutti, approfitto per salutarvi perché sparirò. Grazie ancora di questa proposta. E do la parola a Giulio Saturni, presidente di COCAI, che introduce gli interventi di Loretta Castagna e Sara Agostini. Sì, va molto brevemente, visto che ormai anche l'ora è tarda, passerei la parola a Loretta Castagna, che so che è in macchina in questo momento e spero ci possa sentire. La domanda è come il Comune di Verona può mettersi al servizio delle scuole e dei genitori per favorire appunto la didattica diffusa e l'autonomia dei ragazzi. Come ha detto prima Rossidoria, il problema della scuola, ma anche il problema delle città è un problema molto complesso, no? E per risolvere questa complessità, la ricetta è quella di unire le discipline, quindi mettersi insieme. E quindi questo appunto è la domanda che vogliamo porre a Loretta in qualità appunto di portavoce del Comune, che ci racconterà brevemente quali sono le proposte che sta seguendo, che sta mettendo in campo e quali potrebbero essere appunto le nuove proposte, le nuove ricette per poter fare in modo che la scuola sia sempre più protagonista all'interno dello sviluppo sociale e culturale della città. Vai Loretta. Sì, mi sentite? Sì, sentiamo bene. Bene. Buonasera a tutti, mi scuso per questo collegamento un po' particolare. Mi volevo ricollegare con ciò che diceva la dottoressa Donà per quanto riguarda l'educazione civica, perché ritengo che questo tipo di insegnamento, se va nell'ottica della novità, cioè delle linee programmatiche della scuola, dell'insegnamento, potrebbe essere, diciamo, il cardine con le quali noi possiamo appunto cambiare rotta. Il Comune di Verona, il sindaco, ha mandato in luglio una lettera a tutti gli istituti comprensivi proponendo un progetto per l'educazione civica e anche un curriculum sull'educazione civica organizzata insieme con gli insegnanti. L'Ecosportello comunque lavora da molti anni con le scuole primarie in particolare sulla sostenibilità, con uno stile di lavoro in cui ha visto le insegnanti in prima linea a partecipare e a portare avanti, diciamo, i progetti, proprio perché così la formazione degli insegnanti è avvenuta man mano ed è stata molto capillare in tutte le scuole. Anche quest'anno noi stiamo lavorando 5.000 bambini delle scuole primarie. Tante cose si potrebbero dire, cioè il Comune oggi a Verona sta facendo molte cose con la scuola,
Parlo, per esempio, si parlava un esempio, si parlava di teatro, bene, i ragazzi della Scoperta di Verona, il Maggio Scuola, ha sempre dato voce a tutti gli spettacoli teatrali fatti dai bambini, per esempio. Ma il succo del mio discorso è questo. L'educazione civica, l'educazione all'Agenda 2030 ci dà la possibilità di fare un passo in avanti, e cioè fare in modo che il bambino diventi protagonista del cambiamento. Non possiamo più pensare solo a diciamo cosa bisogna fare, ma devono essere loro che poi cominciano ad attuare il cambiamento. I bambini, con il progetto che da tanti anni facciamo rispetto a misuriamo l'Emilia, misuriamo i comportamenti a scuola, lo stanno in parte già facendo, però bisogna fare di più. Abbiamo avuto degli esempi sia nelle scuole primarie ma anche nelle scuole secondarie superiori, in cui i ragazzi hanno proposto delle cose e pian piano il comune le ha anche recepite. Parlo per esempio del Parco dei diritti dei bambini di Cadidavide, parlo per esempio delle chiusure dei via Bertoni fatte insieme con i ragazzi delle scuole superiori, la Commissione Ciclabilità, che è stato un organismo voluto dai ragazzi delle scuole superiori insieme con gli attuali mobility manager scolastici, per esempio. Quindi, concludendo, io penso che dobbiamo mettere al centro proprio i bambini, però come protagonisti, e quindi il comune dovrebbe cercare di aumentare quei canali di comunicazione con le scuole, con gli insegnanti, che secondo me sono bravissime, perché stanno cercando veramente di portare avanti il bene dei bambini nonostante tutto, e quindi rendere, diciamo, sistematico ciò che una volta era il progetto. Lavorare con il territorio, conoscere la natura, per esempio, non è più un optional, è una scuola, cioè è scuola, e quindi questo deve trovare anche degli strumenti. Non da ultimi strumenti di tipo economico e di personale. Per dirvi, noi come comune offriamo le uscite didattiche alle scuole, dovevamo uscire al Lazzaretto con visita guidata e uscite in bicicletta, ma si è fermati, per esempio, con le scuole superiori. Abbiamo dato le biciclette alle scuole superiori per fare le gite in bicicletta. Vedete, ci sono vari modi per poter, diciamo, colloquiare. L'ultimo discorso lo volevo fare tra la triade genitori, scuola e istituzione. Per esempio, noi abbiamo monitorato i dati di come vanno a scuola i bambini nelle scuole primarie, e sappiamo che i bambini vanno a scuola, oppure nasce il pedibus, non tanto laddove c'è poco traffico, quanto laddove c'è coesione sociale. I nostri bambini non vanno a scuola da soli perché hanno paura di chi incontrano per strada. Quindi questo è un indicatore che ci fa pensare. D'altra parte l'Europa ha individuato come il tasso di bambini che vanno a scuola a piedi uno degli indicatori di efficienza della città. Quindi diciamo che i genitori, abbiamo degli esempi noi dei progetti piccoli cittadini per grandi strade, va avanti da anni e ci vede intorno al tavolo di progetti. Ecco, il comune ha il regolamento di sussidiarietà, per cui i genitori che vogliono diciamo, aiutare la scuola lo possono fare anche attraverso uno strumento giuridico già predisposto. Vi lascio, appunto perché credo però comunque che già c'è un buon tessuto, diciamo. Si tratta solo di metterlo insieme e di continuare a lavorare insieme. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Sì, grazie Loretta. Penso che questa ultima tua parola sia quella più importante, metterci insieme. Sappiamo che costa fatica, ma pensiamo anche che sia l'unica soluzione appunto per risolvere in modo concreto appunto questo tema così complesso appunto come la didattica e la didattica diffusa nella città. Passerei adesso la parola a Sara Agostini, insegnante ma anche direttrice di molte scuole, quindi insomma una grande esperienza in questo. La ringrazio e prego per l'intervento.
Grazie a tutti, buonasera. Avrei 100.000 cose da dirvi, ma ovviamente sono le 7:30 e tenterò di contenermi, nel senso che l'argomento mi entusiasma, l'ha sempre fatto, probabilmente qualcuno lo sapeva e l'ha intuito e mi ha chiesto di partecipare. E credo tantissimo nella didattica laboratoriale, che non vuol dire fare didattica dentro un laboratorio, ma che vuol dire fare una didattica attiva. Qui si aprirebbe ovviamente a un grandissimo discorso che non aprirò, però credo che possiamo parlare assolutamente della nostra città come un meraviglioso laboratorio, prima chiamata una grande aula, un grande laboratorio nel quale si possono fare esperienze didattiche incredibili. Volevo portarvi due problematiche però, che devono essere superate e si possono superare solo insieme. La prima, io personalmente ho avuto degli scontri con dei genitori della scuola primaria perché non riuscivano a capire il come mai le insegnanti dei figli facessero attività di teatro o li portassero fuori in occasione della neve. A fare il pupazzo di neve è stata una cosa che non vi dico quanti problemi ci ha creato, e così via, la passeggiata, come se fossero delle perdite di tempo. Quindi la prima cosa che dico è: quando si fanno esperienze di questo tipo bisogna sempre avere molta pazienza a raccontarsi, a spiegare che c'è dietro un pensiero pedagogico, cioè che è stata fatta una scelta e non è una scelta per perdere tempo o per fare divertire i bambini, ma che c'è molto di più. Bisogna fare questo sforzo, altrimenti i nostri progetti possono finire male e comunque non essere compresi. Quindi il primo sforzo è quello di parlare con i genitori e sempre coinvolgerli, far capire quale pensiero c'è stato dietro. Poi mi è venuta in mente un'esperienza di quando insegnavo filosofia. Io ogni tanto portavo i ragazzi effettivamente a fare filosofia sotto un albero, perché la scuola in cui insegnavo era al Liceo Copernico, allora aveva la fortuna di essere vicino a un giardino bellissimo. E lì mi ricordo gli sguardi dei colleghi, come se io fossi stata la perditempo che non aveva voglia di fare lezione. E invece le lezioni sotto l'albero erano incredibili, al di là che i ragazzi del liceo erano eccezionali, e io ho proprio un ricordo di quelle lezioni con dei dibattiti profondissimi, e il fatto di essere fuori invece ci dava intimità, non distraeva i ragazzi. L'albero era per noi un luogo intimo e sotto il quale riuscivamo a fare dei dibattiti che in classe non sarebbero mai riusciti. Però questo è il secondo aspetto negativo, quindi il primo, quello di raccontarsi ai genitori, tentare di spiegare le motivazioni delle scelte. In questo caso erano i colleghi, la difficoltà con i colleghi, e qui da dirigente devo dire quindi che non dobbiamo mai stancarci di fare formazione, parlare di didattica, di didattica innovativa, appunto del superare la lezione frontale, il dibattito. Vabbè, io insegnavo filosofia e storia, quindi per me è inconcepibile una lezione di filosofia in cui non ci sia un dibattito o una lezione con un dibattito strutturato. E terza cosa però che vi dico: adesso dirigo un istituto professionale, l'anno scorso avevo anche un istituto tecnico. Da questo punto di vista invece devo dire che sono contenta di vedere che soprattutto nel mio istituto professionale molti docenti sono ben consapevoli che i nostri ragazzi sono difficili e hanno bisogno di essere messi sempre in situazione. Quindi vengono portati fuori tantissimo. Cioè Verona, al di là della posizione delle nostre scuole, quindi molto vicine al centro, Verona è utilizzata dai docenti di un istituto professionale come un laboratorio. Domani una classe del San Micheli sarà proprio in giro per la città per fare una lezione di storia con i ragazzi, in cui i ragazzi fanno lezione guidati da due docenti bravissime che erano terrorizzate da questo perché avevano paura che l'ultimo DPCM non glielo consentisse, e io senza dubbio ho detto no, assolutamente, andate avanti col progetto, queste cose si devono fare, e domani qualcuno di voi potrebbe incontrarle
di questo sono molto orgogliosa. Dobbiamo farlo insieme, però ripeto, serve la formazione dei docenti senza darla per scontata, serve la sensibilizzazione anche delle famiglie che devono capire queste scelte. Grazie a voi per questa occasione e vediamo di costruire davvero insieme un laboratorio cittadino di pensiero. Grazie a tutti. Grazie Saragostini con questo suo intervento che sta bene anche a conclusione del webinar. Ci ha sottolineato l'importanza della comunicazione. La comunicazione scuola-famiglia è un tema che è centrale, secondo me, nel rapporto per costruire un rapporto di fiducia. Molto spesso io da genitore mi confronto con altri genitori che mi dicono che i bambini devono stare con le gambe sotto il banco, devono stare di più con le gambe sotto il banco. Sono genitori che seguono, non attualmente, ma in passato, come dire, che avevano i bambini a scuola con Chiarastella e si lamentavano del fatto che questi bambini stessero poco con le gambe sotto il banco. Una espressione che mi ha sempre urtato. Però non è un problema solo dei genitori, è un problema anche della scuola che deve comunicare appunto che il fatto di non stare con le gambe sotto il banco non è un impoverimento, non è, come diceva Sara, la volontà di perdere tempo, ma invece di imparare meglio, imparare di più e crescere di più. E quindi il tema della didattica diffusa diventa qui centrale. Volevo chiudere questo lunghissimo webinar, mi scuso con tutti per questa, come dire, sua lunghezza, ma erano temi molto interessanti. Volevo chiudere chiedendo un intervento di Alessandro, ecco, in chiusura. Alessandro, so che dopo tu hai uno spettacolo, ma ti chiedo di intervenire brevemente. Ecco, grazie. Ho ascoltato voci appassionate, ho ascoltato idee, ho ascoltato proposte, ho sentito persone che vivono nelle aule, negli uffici, nella città, la scuola, e ne esco con ottimismo, perché questa città ha nelle sue persone un materiale umano grandissimo. Cerchiamo di dare voce a queste realtà. Questa è stata una piccola voce, cerchiamo altre occasioni per dare voce a queste realtà. E mi piace pensare, domani vorrei incontrare la classe del San Micheli, abbracciarli, non si può abbracciarli, ma vorrei essere lì con loro. Continuiamo a uscire nella città, continuiamo a riempire i cortili, continuiamo a combattere negli uffici. Ho sentito Laura Donà con quanto realismo, ha detto quanto sia faticoso. Ecco, continuiamo a fare teatro e ritroviamoci ancora. Grazie. Bene, grazie a tutti, grazie a tutti i relatori degli interventi. Chiudo, le proposte da parte di COCAI sono state fatte, le ha presentate Francesco Avesani. Questa del Geoblog è una piccola cosa, ma crea una rete, mette in relazione. Ed è quello che vorrebbe fare anche l'Agenzia di Osservazione Urbana, appunto ARSLab, e in futuro speriamo quello che dovrà essere una specie di urban center. Ringrazio infine l'amministrazione che accoglie queste sperimentazioni e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino ad ora. Grazie a tutti.